Oggi parlerò di una notizia che reputo molto interessante, ovvero l'emissione sul mercato di titoli di Stato italiani a condizioni particolari. E-Coffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. La doverosa premessa è che ogni anno vengono emessi titoli di Stato con caratteristiche, durata e rendimento diversi. Il calendario di emissione dei titoli di Stato è sempre molto fitto. Oggi in particolare mi riferirò a quell'emissione che verrà fatta tra il 18 e il 21 di maggio. Questi titoli si chiamano BTP Italia e sono indicizzati all'inflazione italiana. Hanno durata tra 4 e 8 anni. Se non sapete cos'è l'inflazione, c'è sempre il video qui in alto a destra. Mi è subito balzata all'occhio per un particolare. Si tratta infatti di un'emissione senza limiti di quantità e questo significa che se in genere lo Stato si vuole finanziare per 1 miliardo, vende titoli di Stato per 1 miliardo. In questo caso cercherà di venderne il più possibile, senza un limite. Questo tipo di emissione di titoli si chiama collocamento a rubinetto e consiste nel dare una quantità illimitata di titoli ad un prezzo ben specifico, quindi noi sappiamo in anticipo qual è il prezzo, ma non sappiamo qual è la quantità che sarà presente sul mercato. Non è certo questo però l'elemento che mi ha stupito di questa faccenda. Lo Stato in questo momento cerca di finanziarsi con quanti più soldi possibili perché tra poco scadranno degli altri BTP Italia e questo significa che lo Stato dovrà rimborsare gli investitori per un sacco di soldi, in particolare per 20,6 miliardi di euro. Per fare in modo di raccogliere più soldi possibili, lo Stato deve offrire dei titoli che siano appetibili per il mercato e quindi ha proposto di fare una neutralizzazione fiscale completa. Non vi spaventate, significa semplicemente che normalmente i guadagni per i rendimenti dei titoli di Stato sono tassati al 12,5%. Ora, se io guadagno ad esempio 100 euro di rendimento dai titoli di Stato, dovrò dare 12,50 euro allo Stato stesso come tassazione. Lo so, fa abbastanza ridere il fatto che lo Stato ti dia dei soldi come rendimento e poi per il fatto che tu hai preso dei soldi ti tassa quel rendimento e quindi devi ridare dei soldi che ti ha dato. Però a onor del vero c'è da dire che sugli investimenti finanziari in genere la tassazione è il 26%, quindi se io guadagno 100 poi ne devo dare 26. Questo significa che coi titoli di Stato sono agevolato nella tassazione, ne devo dare solo 12,50. Tornando alla nostra emissione di BTP, si era pensato di non tassare proprio i rendimenti di questi titoli di Stato per incentivarne l'acquisto. Tuttavia questa cosa non si può fare per incompatibilità con regole europee. Esistono però altri meccanismi di incentivo sui BTP Italia. Abbiamo detto che i BTP Italia sono indicizzati all'inflazione italiana. Questo significa che nel pagarti gli interessi e rimborsarti quanto mi hai prestato, tengo conto di quanto la moneta si è svalutata. Quindi ad esempio se io dovessi comprare del pane al tempo zero e ci metto 5 euro per comprare del pane, ovviamente sono sempre celiaco quindi non so quanto costa il pane, 5 euro al chilo il pane al momento zero, investo questi soldi al posto di comprare il pane, al tempo 1 poi mi rimborseranno questi soldi con degli interessi, però se il pane poi viene a costare 10 euro, capite che non ci ho fatto un affare, e invece con i BTP Italia tiene conto lo Stato di questo rincaro e quindi mi darà come rendimento 10 euro e qualcosa, cioè l'equivalente per comprare il pane più gli interessi. Questo perché nel momento in cui io ho investito 100 euro e c'è stata una forte inflazione, quei 100 euro rischiano di valere veramente poco, rischio di non poterci comprare il pane. Invece attraverso il meccanismo dell'indicizzazione all'inflazione, il pericolo che il mio rendimento non valga nulla è scampato per il semplice motivo che al posto di 100 mi rimborsano molto di più. Tuttavia per spiegarvi questo concetto nel dettaglio servirebbe probabilmente un video a parte. Vi basti sapere che i BTP Italia sono indicizzati all'inflazione e quindi i propri guadagni sono al sicuro. Un altro meccanismo per incentivare l'acquisto di titoli di Stato è il premio fedeltà. Si tratta di un 4 per 1000. Nella pratica, se tu tieni quel titolo di Stato fino alla fine, quindi fino a scadenza senza venderlo prima, a quel punto io ti do un premio dello 0,4% del tuo investimento. Queste sono le caratteristiche dell'emissione di titoli di Stato che avverrà tra il 18 e il 21 di maggio. E ora voi vi chiederete, per quale motivo hai fatto questo video, oltre al fatto che sia particolarmente interessante questo argomento, almeno per me? Semplicemente perché in questo momento storico siamo in una situazione leggermente delicata, si sta decidendo in Europa quali misure adottare per affrontare questa crisi. Ora, quasi tutte le misure prevedono l'emissione di obbligazioni, direi tutte le misure prevedono l'emissione di obbligazioni. Il problema nasce dal fatto che
Le proposte sono di far emettere delle obbligazioni da un'istituzione europea e il nostro principale problema sono le condizioni ai quali quei soldi verranno prestati a noi. Questo problema però viene aggirato se noi ci finanziamo tramite i nostri titoli di Stato, direttamente emettendoli sul mercato. È proprio per questo che vi ho parlato di questa specifica notizia, per il semplice motivo che tecnicamente se tantissimi investitori comprano titoli di Stato italiani a questo giro, significa che tiriamo su un sacco di miliardi e questo potrebbe significare che non avremmo bisogno di aiuti europei. Ci tengo però a precisare che non vi sto spingendo ad acquistare titoli di Stato italiani, io non sono un consulente finanziario ovviamente, sono un divulgatore economico, voglio farvi capire che cosa comporta, quali sono le condizioni e soprattutto lo scenario in cui riusciamo a salvarci dalla crisi senza l'Europa è assolutamente non irrealistico, però improbabile. Il problema, al di là della fiducia nello Stato Italia, sono gli attacchi speculativi che vengono fatti in questi casi, che rendono particolarmente alto lo spread, quindi il differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato, e rendono sempre più costoso per l'Italia finanziarsi. Detto questo, veniamo alla curiosità economica del giorno per concludere questo video. Il nome lira deriva da libra, che era un'unità di peso. È diventata anche unità della moneta per il semplice motivo che in antichità alcuni metalli venivano adoperati per fare le monete e questi metalli avevano un peso specifico diverso tra di loro e quindi più la moneta pesava, maggiore era il suo valore.